Ha rappresentato il meglio la Regione Veneto nelle Paralimpiadi, ma nella vita quotidiana di tutti i giorni. Attraverso lo sport ha fatto un'inclusione vera ed è stata testimone per tantissime persone che hanno avuto modo di osservarla e di vederla a gareggiare in questi anni. Dunque un leone d'oro che ha un peso e un significato molto forte, particolare. La rossa al volante è una leonessa e credo che rappresenti al meglio, e qui colgo l'occasione a essere presenti i colleghi, ma tutto il Consiglio, di aver condiviso questo meritato riconoscimento che credo l'abbia acquisito sul campo. Tengo a precisare che è atleta paraolimpica con 12 edizioni di Paralimpiadi e 14 medaglie, ma il risultato sportivo è uno aggregato a quello che ritengo sia cosa più importante, quella dell'inclusione, che credo che oggi in questo momento si parla tanto di inclusione, poi alla fine bisogna anche farla e fare i fatti. Credo che lei abbia dimostrato di vincere e fare fatti adesso sull'inclusione. Wow, wow, perché è un riconoscimento alla mia carriera racchiude tutto il mio percorso di atleta, non solo come medaglie, come risultati, ma anche il modo in cui è avvenuto questo percorso. Dunque mi riempie di orgoglio, sono molto contenta, molto felice di riceverlo. Sono orgogliosa di essere veneta e dunque ricevere il Leone d'Oro è il massimo che potevo aspirare, e oggi ce l'ho e dunque sono un atleta, una donna felice. Fare l'atleta era il mio sogno da bambina e ho cercato di farlo nel migliore dei modi. Sicuramente quando fai l'atleta punti al podio, punti alla vittoria, ma senza dimenticare di essere una brava cittadina, di farlo nel migliore dei modi e di usare la mia visibilità di atleta per migliorare la nostra società, per dare l'esempio a chi come me ha delle difficoltà e che si può fare lottando, credendoci, a volte cadendo, ma sapendosi rialzare, che le cose si possono fare. Dedicato non solo alle persone con disabilità, ma alle persone in generale che incontrano delle difficoltà nel loro percorso di vita, che si può fare credendoci, lottando, avendo coraggio, determinazione, ma si può fare. Ecco, questo è quello forse è la medaglia più bella che ho nel mio cuore, è quella di cercare di trasmettere questo. E tra le 3 medaglie d'oro conquistate possiamo chiederle qual è quella che sente più sua, di cui va più orgogliosa, che ricorda con più piacere. Allora, è vero che sono 3, ma in realtà sono 14 medaglie in generale di ogni colore, e devo dire che io do il peso a ognuna di loro in egual modo, perché ognuna di loro ha una storia, ha un percorso, sono 14 medaglie non scontate e dunque tutte sono nel mio cuore. Sicuramente la medaglia d'oro di Vancouver è quella che ha un sapore un po' diverso, perché è stato il momento del cambio di disciplina, una scommessa. Da essere vice campionessa paralimpica in atletica leggera, decidere di cambiare disciplina, imparare una disciplina nuova e mettersi in gioco non è stato semplice, e dunque c'è tanto lavoro dietro ed è poi sfociato in una bellissima medaglia d'oro. Ecco, questo è un sapore diverso, un sapore di sfida, di mettersi in gioco, di uscire dalla comfort zone e di crederci sempre e di mollare mai. Ecco, questo significa che i sogni si avverano.